Dopo l'esordio vittorioso di sabato scorso contro il neopromosso Gargiulo, l'Atletico Quarto è atteso dal primo vero test match della stagione nel posticipo della domenica mattina contro Levante di Ruocco, che nella prima giornata non è andato oltre l'1-1 con il Borgo incrociati. La sintesi curata da Enrico Figus parte già dal quarto minuto, quando Cimieri si trova tu per tu con Cornero. Il pallonetto del numero 8 viene disinnescato in corner dal numero 1 giallo-blu. È il preludio al gol che arriva 2 minuti più tardi a coronamento di un inizio convinto dei padroni di casa e porta la firma di Andrea Poroli, che trova lo spazio per questo diagonale che sblocca l'incontro. Lo show del Levante prosegue e al quarto d'ora un'azione in verticale sull'asse Luongo-Poroli viene interrotta solo dal tanto clamoroso quanto beffardo palinterno. A metà frazione però una gara saldamente in mano degli uomini di La Muedra improvvisamente cambia. L'inversione di rotta arriva dopo questo cross di Pascali per Granieri, perché sull'angolo che ne scaturisce dopo la parata di Postiglione sbuca la testa proprio di Pascali, che riporta le cose in parità. È un fuoco di paglia però, perché le furie rosse ricominciano a tambureggiare e sul finire di tempo sfondano per vie centrali come un coltello caldo farebbe nel burro. Protagonista è ancora Poroli, che davanti a Cornero serve l'eterno Mimo Ruocco, troppo facile per il numero 9 far terminare il primo tempo sul 2-1 Levante. Nella ripresa l'Atletico Quarto rimane negli spogliatoi, anche perché al secondo minuto è già 3-1 col lancio dalle retrovie di Girardi, addomesticato e tramutato in rete dalla giocata superlativa di Cimieri. E non finisce qui, perché al 55esimo il piattone dal limite di Andrea Poroli beffa per la quarta volta Cornero, chiudendo di fatto il match. Anche perché i tentativi di riaprire la gara di Calero non vanno a buon fine. Il capitano giallo-blu prima non centra lo specchio dopo un'azione personale, poi si fa murare da Postiglione, anche se è da matita blu l'errore di Pretolani. Nel finale Colosini stende Cimieri in area, rosso per il numero 5 e Ruocco dal dischetto, che però non trova la doppietta, mentre 5 minuti più tardi Poroli, che la doppietta l'ha trovata e come, completa addirittura l'hat-trick saltando Cornero, fissando il sonoro 5-1 finale e, naturalmente, portandosi a casa il pallone. Strepitosa prova di forza del Levante di La Muedra, poca roba alla reazione dell'Atletico Quarto, concretizzatasi di fatto solo a metà della prima frazione. 5-1 per il Levante.